Filippo Turetta deve stare in carcere per la sua pericolosità sociale, evincibile dall'inaudita gravità e manifesta disumanità che ha mostrato contro la giovane donna con cui aveva vissuto una relazione sentimentale. Si legge anche questo nelle pagine dell'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Venezia, che evidenzia anche come sussista il pericolo che il 22enne reiteri condotte violente verso altre donne. Per il giudice, inoltre, l'inaudita ferocia nei confronti di Giulia ne dimostra anche la totale incapacità di autocontrollo. Ma la misura della custodia cautelare in carcere è necessaria anche per il rischio di alterazione delle prove, dato che, si legge ancora, l'indagato ha abbandonato il cadavere in un luogo impervio per evitare che venisse ritrovato, rendendo più difficoltoso l'accertamento della dinamica del fatto. E visto che ha fuggito per giorni fino all'arresto in Germania, sussiste infine il pericolo di fuga. Dalle carte emerge poi una nitida volontà di uccidere, un'aggressione che è avvenuta in 2 fasi. I ragazzi avevano trascorso parte del pomeriggio al centro commerciale di Marghera cenando al McDonald's, dove tra l'altro era stata Giulia a pagare, come dimostrano i resoconti bancari. Poi si sono diretti a Vigonovo ed è stato lì, nel parcheggio a 50 metri dall'abitazione della ragazza, che è avvenuta la prima aggressione. Turetta l'ha colpita a calci mentre era a terra, tanto da farle gridare "mi fai male", come riportato da un residente che ha assistito alla scena e chiamato le forze dell'ordine. Sono le 23:18. È qui che sono state trovate tracce di sangue e un coltello da cucina di 21 centimetri senza manico, oltre che un'impronta di scarpe sporca probabilmente di sangue. Poi Giulia viene costretta a salire in auto, la bocca tappata dallo scotch, e si dirige nella zona industriale di Fossò. Dalle immagini delle telecamere qui si vede Giulia che, ferita ma non gravemente, riesce a fuggire. Turetta però la insegue scaraventandola a terra, facendola cadere all'altezza del marciapiede, dove sono state poi trovate le chiazze di sangue, capelli e un pezzo di scotch. Poi il silenzio. A quel punto il 22enne la muove. Va a prendere l'auto e carica la ragazza probabilmente nel sedile posteriore, iniziando la sua fuga. Sono le 23:40. Per 22 minuti Giulia ha cercato di difendersi in ogni modo, ma la furia del suo assassino è stata più forte. Credo che il procuratore stia facendo il lavoro che deve fare, noi lo rispettiamo e non possiamo che restare nella condizione di attendere i primi accertamenti non ripetibili che saranno effettuati e poi con calma tutto quello che verrà. Ci sarà un tempo per tutto. Io direi di essere prudenti, tranquilli, aspettarli. Noi siamo qua per arrivare l'ho detto più volte anche in casa, ad avere una sentenza giusta per Giulia. Intanto è stata trasmessa in Germania la richiesta delle autorità italiane di consegnare Turetta al nostro paese, mentre lui resta in una cella di isolamento come modalità di detenzione consueta per i detenuti in custodia cautelare in Germania.